Ciao a tutti cari amici e ben ritrovati con i nostri appuntamenti con le lezioni di Go. Allora, come ebbi modo di accennare qualche video fa, abbiamo aperto due filoni. Il primo che è quello relativo alle lezioni di base, al corso di base, e che continua un po' alla volta, mano a mano che mi vengono in mente degli argomenti che a mio avviso possono essere interessanti, continueranno a essere caricati su questa playlist delle lezioni base. Poi abbiamo le lezioni, quelle del maestro Kageyama, che è sull'altra playlist che potete trovare nel mio canale, e dove invece lì leggeremo fisicamente, continueremo a leggere i vari capitoli del libro Lessons of Fundamentals of Go. Bene, in questa lezione, chiamiamola corollario, ho intenzione di farvi vedere ancora un paio di partite commentate che ho giocato personalmente, in cui c'è l'handicap. In particolar modo la prima sarà una partita dove io giocavo contro un avversario abbastanza, cioè molto più debole di me, e questo avversario aveva 9 pietre di vantaggio. Diciamo che sommando le sue 9 pietre di vantaggio al grado che aveva raggiungeva quasi il mio. Mentre il secondo sono io, che ho giocato con un avversario più forte, per cui avevo io 3 pietre di vantaggio. Non vi anticipo chi ha vinto le partite, le guardiamo assieme, perché a mio avviso sia su una che sull'altra ci sono un po' di esempi pratici di quello che ci siamo detti fino ad ora, per cui dalla lezione 1, anzi togliendo la lezione 1 che è proprio la base, il fondamentale, però quando parliamo di tutti quei trucchetti dei nakade, parliamo degli uttegaeshi, parliamo di tutte queste tecniche un po' particolari, dei salti della scimmia, e qui ne vedremo un pochino in azione. Io cercherò di commentare queste partite per fare in modo che il processo mentale che ho applicato per risolvere queste situazioni nelle partite possa essere, diciamo, percepibile quanto più possibile anche da chi mi sta seguendo e non ha ancora una gran pratica. Se invece chi mi segue è anche un bravo giocatore di Go e ha voglia di commentare o di suggerire qualcosa, sarò ben lieto di accettare i consigli, perché non si finisce mai di imparare, e questo non solo sul Go. Grazie ancora quindi per l'attenzione che vorrete dedicarmi, e partiamo quindi subito con la prima di queste due partite. Ed eccoci qua quindi con questa partita. Mi correggo un attimino, prima in premessa vi ho detto una cosa non corretta, nel senso che vi ho detto che sommando i gradi di questo mio avversario alle pietre di vantaggio che vedete qui si otteneva più o meno il mio grado. In realtà non è una somma ma una sottrazione. E posso anche dirvi che il mio avversario era un 21esimo Q e io ero un 10° Q, per cui togliendo a 21 queste 9 pietre si arriva a un 12° Q. Ecco, vedrete che questa partita in realtà è costellata di un sacco di errori, sia da parte mia che da parte del mio avversario. Quelli del mio avversario sono i tipici errori di chi non ha molta esperienza, per cui si lascia sfuggire delle occasioni e commette proprio degli errori di svista. Mentre gli errori miei sono comunque degli errori dovuti all'inesperienza, perché credetemi che giocare contro un avversario, per quanto più debole di noi, che ha comunque 9 pietre di vantaggio, è un'operazione abbastanza faticosa se questa persona, se questo avversario non è proprio un principiante assoluto che gioca, non dico quasi a caso, appunto, ma quasi. Di conseguenza questo mio avversario, insomma, sapeva muoversi nel Goban e mi ha dato del filo da torcere. Io in molte occasioni ho sfruttato, diciamo, un po' di psicologia al contrario, nel senso che mi immaginavo che sarebbe caduto in certi tranelli. Di conseguenza questa partita alla fine, ve lo posso ora dire, l'ho vinta io, ma non è che l'ho vinta perché sono stato bravo io, ma l'ho vinta perché è stato lui un po' meno bravo.
conseguenza non la considero una partita di cui andare fiero, però ve la faccio vedere proprio per farvi vedere quali sono i vari punti in cui si può cadere un po' a tutti i livelli. Di ogni 50 mosse ci fermeremo un attimino e faremo una stima dei punti. In questo modo avremo la possibilità di capire che gap avrei dovuto raggiungere per poter vincere poi la partita. Per cui partiamo dalla prima mossa, quindi bianco, ovvero me, e comincio ad attaccare subito a una pietra d'angolo. Ci sono proprio delle tecniche particolari per giocare una partita contro 9 pietre di vantaggio. E se avete già visto il video, relativo alla seconda lezione del maestro Kageyama, avrete sicuramente visto che il trucco è quello di cercare di mantenere separati quanto più possibile i gruppi dell'avversario. Ed è quello che nel mio piccolo ho cercato di fare, vedete? Io un po' alla volta sto cercando di isolare il gruppo che si sta formando qui per tenerlo in quel lato di là. Lui qui non ha fatto grossi errori, diciamo, perché lui comunque sta cercando di mantenere il suo gruppo solido, perché fa tutte mosse molto vicine, probabilmente perché era sicuro di avere, diciamo, forte delle sue 9 pietre di vantaggio, era sicuro di poter gestire la situazione. Ecco, io mi sento abbastanza sicuro di averlo intanto tenuto schiacciato di là e comincio ad attaccare questa pietra cercando di mantenerla isolata. Ecco, lui sembra quasi rinunciare a quella pietra e preferisce invece proteggersi l'angolo qui in alto. Qui siamo ancora nel Fuseki. A questo punto io comincio ad entrare in questo ambito e lui si difende. Io qui a un certo punto comincio, visto che lui si è chiuso molto bene qui, perché questa forma è una forma che protegge in modo molto importante questo angolo qui, io ho pensato che molto probabilmente qui sarebbe stato difficile per me riuscire ad entrare per fare un'invasione. Allora ho deciso di fare quest'ultima mossa per tenerlo schiacciato e cominciare a creare dell'influenza verso il centro del Goban. Ecco che qui lui allora decide di sgattaiolare qui dietro. Io gioco compatto per mantenere le mie pietre forti. Ripeto, il vantaggio di 9 pietre è enorme e il peso di questo vantaggio lo si sente. Per bianco è abbastanza importante gestirla. Qui sta facendo delle mosse che tendono a volermi bloccare. Vedete, lui ha capito che se continuava a venire giù io venivo giù e probabilmente gli isolavo quella pietra. Allora lui mi ha voluto giocare questa mossa che si chiama Boshi, cioè una mossa a contatto di punta che tende a bloccare l'avanzata. Però qui c'è una forma debole che ve la spiego subito, che è questa qui, vedete? Quando abbiamo delle pietre in questa posizione abbiamo due aperture, per cui per bianco giocare una pietra lì è importantissimo perché si minacciano contemporaneamente due ingressi e se nero tende a bloccare da una parte noi entriamo dall'altra e viceversa. Come reagisce nero? Nero qui probabilmente dice non voglio che entri dentro il mio bell'angolo, infatti si chiude di là. Di conseguenza io cerco di isolarlo di qua e lui naturalmente si protegge con questa mossa, che questa mossa giocata in prima linea ha un suo perché, ha un suo vantaggio. Io allora salgo su di qua, provo a fargli qualche gambetto e lui qui ha fatto una bella mossa perché ha detto tento di rinunciare a quelle due pietre lì, però mi fortifico, infatti lui fa una mossa bella interessante, nel senso che lui, approfittando di questa forza che ha avuto in questa parte qui con queste pietre che ha giocato,
Giocando questa pietra, oltre ad espandersi e guadagnare territorio in questa posizione, comincia anche a connettersi alla sua. Se avete già visto, ripeto, il secondo capitolo del libro di Kageyama che abbiamo fatto, vedrete che lo scopo principale è quello, uno degli scopi principali è quello di mantenere connessi i gruppi, e lui lo sta facendo. Io a questo punto ho voluto dilettarmi in schermaglie, per cui ho lasciato perdere quella mossa lì, sottovalutando, devo dire la verità, la forza del mio avversario, e ho deciso di giocare questa mossa qui, che agli occhi di qualcuno potrà sembrare una mossa un po' suicida, perché io mettendo una pietra lì sono già in Atari. Come mi ha risposto lui, sembra un po' che abbiano usato un trucco, un tranello, e decide di andare lì, rinunciando quindi a queste due pietre che per l'appunto io catturo, ed ecco qui le prime due pietre catturate della partita. Andiamo avanti. Io a questo punto lo blocco, lui viene su giustamente perché vuole connettersi anche a quella pietra lì, ma io non glielo permetto. Io sto cercando di tenerlo isolato. Lui qui, questa pietra è debole, giustamente scappa verso l'alto e dà forza un po' a tutto il sistema. Ormai quest'angolo è suo, c'è poco da dire. Che fare a questo punto? Beh, a questo punto comincio ad attaccare l'angolo in basso, questa pietra qui. E lui si protegge classicamente in questo modo qui, una pietra a contatto per proteggersi l'angolo. Io allora lo minaccio e lui si chiude. Ecco, cosa è successo a questo punto? Che il mio intento era quello di fingere, tra virgolette, di volerlo attaccare qui per crearmi un muro forte in quella posizione lì, e di conseguenza, qualora ci fossi riuscito, avendo molta influenza da questa parte e creandomi un'influenza molto importante qui, sarei molto probabilmente riuscito a schiacciare queste due pietre e a tenermi tutto questo territorio. In realtà però qui ho fatto un'altra mossa, sempre per saggiare, diciamo, la sua preparazione, e ho invaso l'angolo in questo punto. Allora, invadere l'angolo in questo punto con una situazione del genere è un'operazione molto, ma molto pericolosa, perché c'è veramente poco spazio per poter vivere. Di conseguenza lui è venuto giù. Io questa partita l'ho voluta anche giocare e portare avanti in questo modo per avere la possibilità di provare alcuni, chiamiamoli trucchetti, con di fronte a un avversario che mi desse la possibilità di provarli senza dover affannarmi nel cercare di vivere a tutti i costi. Se avessi giocato come ho giocato questa partita contro un giocatore più forte, mi avrebbe sicuramente dilaniato. E invece lui, col fatto che era un po' più debole di me, ha fatto delle mosse un po' che, diciamo, spensierate, e mi ha dato la possibilità di fare questi esperimenti. Io qui volevo vedere se riuscivo a trovare il sistema di vivere. Ecco che infatti lui qui decide di proteggersi questo taglio e di isolarmi quelle due pietre lì. Però io a questo punto avevo completamente cambiato strategia. Io qui avevo deciso di conquistargli l'angolo. Lui sembra infischiarsene. Perché? Perché lui fa il tipico ragionamento del principiante, ovvero io vinco la partita e quindi faccio punti se catturo quante più pietre possibili. Ecco, ci siamo detti che in realtà si vince e si fa punti facendo territorio. Lo scopo non deve essere quello di mangiare le pietre. Mangiare le pietre, o meglio catturarle, deve essere un'azione propedeutica a sviluppare il resto della partita.
invece lui qui si era accanito contro quelle mie due pietre. Di conseguenza io ho potuto approfittare per continuare a lavorarmi l'angolo. Io con questa pietra qui gli ho fatto credere di volermi connettere lì, e allora lui me le mette in atarie, vedete, scusate ho sbagliato pietra, lui me le mette in atarie in questo modo qui. A questo punto io cerco i punti fondamentali per crearmi una forma viva d'angolo. I punti fondamentali per creare una forma viva d'angolo in spazi molto stretti sono questi 4 punti qui, vedete, poi in base alla forma che si vuole fare. Cosa fa lui dopo questa mia mossa? Invece di giocare un nakade, che tipicamente viene giocato per esempio in questa posizione qui per inibirmi la possibilità di fare degli occhi, lui, proprio come volevasi dimostrare, è il caso di dirlo, mi cattura queste due pietre. Lui si sente appagato e vedrete che più avanti nella partita questo senso di appagamento, che lo perseguiterà ancora avanti, gli farà perdere la partita. Andiamo avanti, quindi io mi chiudo l'angolino e lui mi viene a chiudere qui e siamo alla mossa 50. Facciamo quindi una stima del punteggio, è molto difficile stimarlo, però tant'è. Vediamo che abbiamo tutto questo territorio che non è praticamente di nessuno, però lui ha comunque 4 pietre, per cui il programmino che mi sta stimando adesso il punteggio mi dice che questo territorio è tutto suo. E come vedete il punteggio, il delta di punteggio in più che ha nero rispetto a bianco è veramente notevole. Per cui entro la fine della partita bianco, ovvero il sottoscritto, dovrà raggiungere questo gap e superarlo per poter vincere. Andiamo avanti con la mossa 51. Io continuo imperterrito nel mio scopo, ovvero quello di attaccare singolarmente tutte le varie pietre per tenerle isolate. Lui si estende in questa posizione qui. Anche qui vedo questa posizione qui, che è una posizione molto debole. Allora, io adesso ho fatto una mossa che non avrei mai fatto contro un giocatore un po' più bravo, però appunto volevo assaggiare la sua preparazione. Allora la gioco qui in mezzo. Queste due pietre difficilmente si connettono perché sono separate da uno spazio in questa posizione. Sono molto facili da dividere. Qual è in questo caso lo sbaglio voluto, ovvero quello che ho fatto io? È che io posso certamente giocare una pietra lì, ma se questa mia pietra è supportata da altre mie pietre che la aiutino. Invece qui, poverina, è una pietra bianca circondata da pietre nere, per cui volevo vedere come si comportava e come mi rispondeva. E lui infatti fa una mossa, a mio avviso, sbagliata, nel senso che lui si vede sempre minacciato, cioè lui non è consapevole che queste sue pietre qui hanno una grandissima influenza in questo spazio del Vauban, per cui lui decide di chiudermi in questo modo qui. Invece una mossa carina potrebbe essere stata quella di chiudermi in questo punto qui, perché in quel punto lì mi serrava dentro il suo territorio, mi portava dentro da lui, e una volta che fossi stato lì dentro difficilmente sarei riuscito a connettermi lì, perché lui basta che giochi un paio di pietre qui e mi chiudeva tutte le pietre qui. Invece decide di fare così. C'è molta psicologia in questa partita, perché anche nelle partite un po' più serie si possono tendere dei tranelli all'avversario per vedere come risponde. I giocatori più bravi riescono a capire la preparazione dell'avversario in base a come si comporta in determinate situazioni. Ecco, io non sono un professionista e non sono neanche un giocatore Dan che conosce questi trucchi mentali, però ho sfruttato questa partita per provare un attimino ad approcciarmi a questo tipo di azioni. Ed ecco qui una mossa famosissima che ormai probabilmente conoscerete se avete visto i video precedenti.
ed è il famoso salto della scimmia. Eccolo qui. Io qui ho un gruppo forte, non ha ancora due occhi, però uno sicuramente ce l'ha qui dentro e l'altro ero abbastanza sicuro di riuscire a ricavarmelo in qualche modo da questa parte. Di conseguenza, essendo un gruppo forte e avendo una pietra in seconda riga connessa al gruppo forte e una pietra dell'avversario giocata in terza riga, ho potuto giocare il salto della scimmia. E lui non si difende benissimo da questo salto della scimmia. Allora io, gongolando un pochettino, faccio questa mossa, però come potete notare lui si sta togliendo dei punti. Ecco, anche qui, perché non ho fatto una mossa di questo tipo? Perché volevo vedere come si comportava con quella mossa lì, e lui effettivamente la cattura. Io qui comunque sono riuscito a fargli togliere un po' di punti potenziali che poteva fare qui. Chiudendomi mi faccio secondo occhio, questo è un gruppo vivo. Lui naturalmente si protegge, però spreca una mossa per salvarsi una pietra. Se questa mossa qui l'avesse giocata per esempio in questa posizione qui o in questa posizione qui, guardate come cominciava a chiudersi bene in questo angolo, tant'è che lui la gioca lì. Io metto in altari quella pietra e lui qui invece prende una decisione concreta, nel senso dice: qui c'ho il mio piccolo territorietto, me lo difendo piuttosto che salvarmi quella pietra lì. In questo caso invece, a mio avviso, posto che questo territorio avrebbe fruttato e frutta ben pochi punti, avrei salvato quella pietra, perché salvando quella pietra avevo la possibilità di uscire e contrastare l'influenza che io stavo facendo qui. Io quindi approfitto e catturandogli, scusatemi, questa pietra, vado a consolidare la mia influenza in questa parte del Goban. Prosegue. A questo punto decido di ritornare nei miei passi e vado avanti con l'attacco a questa pietra qui. Ed ecco che lui si difende l'angolo. Io attacco questa pietra. Il mio scopo a questo punto è cercare di mantenere le pietre isolate, però crearmi un'influenza importante verso il centro, crearmi un grande moio nel centro per dare la possibilità a lui di chiudersi gli angoli, però cercare di fare in modo che il punteggio che lui ottiene qui nei lati, negli angoli, sia inferiore di quello che riuscirà a fare qui. Vedrete che in realtà questa cosa non avverrà. Ha avuto un sacco di cambi di direzione questa partita. Ecco qui andiamo avanti in questo modo. Lui viene qui, io a questo punto catturo praticamente quella pietra, ed ecco che invece lui fa la mossa di cui vi parlavo prima, la fa adesso, ovvero si va a chiudere questa parte del Goban. Io, approfittando della forza che ho guadagnato qui, proseguo e lui si chiude in questa posizione. Io entro qui ed eccoci qua. Doppio taglio in seconda linea. Minaccio di venire di qua, come volevasi dimostrare lui si difende e io attacco di qua. Lui cattura,
e io catturo queste due pietre. Scusate, raccolgo questa pietra che è caduta, eccola qui. Andiamo avanti. Ecco, lui adesso che ha chiuso mi fugge verso il centro con questa mossa qui. Questo salto lungo è una mossa che si fa ed è, diciamo, una buona mossa per cominciare a venire incontro. E tra l'altro lui la sta facendo, secondo me, ha senso, nel senso che lui è conscio di avere un gruppo forte che gli permette eventualmente di scappare indietro. Ne sono conscio anch'io, però decido comunque di andare lì per provare a dividerlo e vedere cosa salta fuori. Lui si protegge lì, io rafforzo con la mia pietra per cercare la divisione, di mantenere la divisione. Lui si protegge, io vado su e lui chiude qui, peraltro creandosi un toragucci, per cui una bella forma solida, mi stoppa la corsa. Io a questo punto cerco di rompergli le scatole per entrare lì. Lui decide di giocare molto serrato. Queste sono tutte mosse che fa, sono mosse timorose, nel senso che lui, pur avendo una forza importantissima, perché guardate quante pietre ha rispetto a me, ok? Tende sempre a difendersi, prende tutti i miei attacchi fatti con una singola pietra come degli attacchi difficilissimi da gestire, per cui gioca solido, gioca vicino, quando in realtà avrebbe per esempio potuto tentare di dividermi in questo modo qui, anche se io poi fossi venuto qui, lui venendo qui mi isolava quella pietra e molto probabilmente mi avrebbe isolato anche quelle tre lì. Tant'è che le cose non sono andate così, per cui io gioco la pietra lì e lui si chiude in questo modo. Io decido di venire su di qua, lui mi asseconda, io vado su, lui mi asseconda, anzi scusate, lui gioca di qua, però intanto vedete che il mio disegno originale, quello che avevo nella mente, un po' alla volta comincia a formarsi. Ovvero gli faccio credere di voler entrare quando in realtà il mio scopo è creare una muraglia per creare moio e influenza verso l'interno. Lui a un certo punto probabilmente capisce questa cosa, però si sente sereno perché oggettivamente ha dei gruppi molto forti. Io vado avanti e lo tappo qui, lui mi sorvola con questa mossa, io rinforzo questa mia pietra ed eccoci arrivati alla 100ª mossa e facciamo un po' il computo della situazione. Allora, si può dire che i giochi sono abbastanza fatti in quest'angolo qui. Quest'angolo, questo lato ormai è chiuso da un gruppo vivo mio e da un gruppo vivo suo. Quest'angolo qui probabilmente non ho fatto tutte le varie lucubrazioni, ma probabilmente potrebbe essere ancora uccidibile da parte di Nero, però probabilmente qui Nero o non sa come ucciderlo o non ha pensato di ucciderlo e sta pensando che ormai questo gruppo è vivo. Qui c'è un gruppo forte di bianco che ha già praticamente un occhio qui e l'altro molto probabilmente se lo può fare senza problemi da questa parte qui, catturando quella pietra lì. In più a queste pietre qui che gli tengono un po' a bada quella parte lì di Nero, se volesse mai venire giù di qua. Certo che qui Nero ha molta influenza in questa parte. E qui abbiamo questo abbozzo di muraglia che dovrà sicuramente connettersi o qui a basso o lì in alto.
Come vedete il punteggio quindi anche qui è stimato, però comincia a essere un po' più definito rispetto alla stima precedente della 50ª mossa, è comunque molto alto. Vedete, qui viene considerata la porzione centrale come di nero qui, bianco qui, però nero ancora molto avanti. Andiamo avanti. Anche qui mi sono inoltrato in un ambito molto complicato, però ormai avevo capito di che pasta era fatto il mio avversario, per cui ero abbastanza fiducioso. Decido di invadere in questo punto qua. Ecco, invadere in quel punto lì con una situazione del genere è un suicidio, ve lo dico già da adesso, perché l'unico modo che si ha di vivere dopo aver fatto questa mossa di invasione è non perché si è bravi, ma perché il nostro avversario non è abbastanza abile, cosa che oggettivamente è successa. Giocando sul suo timore che avevo potuto sperimentare in vari punti, come qui, come la mossa qui dove lui si è chiuso, ho cercato di dar forza, cioè lui non era convinto di riuscire ad uccidermi, giocando in questo modo, quindi facendo un po' di dietrologia, diciamo, ero convinto di riuscire a spuntarla e stranamente ce l'ho anche fatta. Lui si difende in questo modo qui, io vengo su, lui si blocca, però vedete io comincio già a crearmi uno spaziettino in questo punto che potrebbe essere una base per un occhio, l'altro qui magari sarei riuscito a farlo. Scendo giù, lui si protegge in questa posizione, ecco qui il punto critico per vivere, uno dei 4 punti famosi per vivere nell'angolo, e lui anche qui decide di ignorare quell'invasione e gioca lì. Se lui mi ignora questa invasione giocando lì, due sono le cose: o non sa come rispondere, anzi reputa che il gruppo sia morto, oppure oggettivamente non è capace a leggere la situazione, perché un giocatore abbastanza abile sicuramente avrebbe giocato nel punto vitale, che è quello lì, che riuscirebbe ad inibire in modo quasi sicuro la vita di tutto questo gruppo. Lui invece lo decide di lasciare lì. Io ho interpretato quindi questa sua mossa come l'ennesima riprova che lui non era abbastanza abile nel gestirsi le situazioni d'angolo. Di conseguenza, a questa sua mossa, in teoria io per mettermi al sicuro quel gruppo avrei dovuto giocare lì e sarei stato sicuro. Però ho detto, corro il rischio di non giocare, perché se nemmeno lui ha voluto uccidermelo, posso permettermi di fare qualcos'altro. Magari stava bluffando, però ero abbastanza sicuro di questa cosa. Allora ho giocato lì, lui appunto viene avanti, cerca di chiudermi. A questo punto io mi creo il mio Toraguchi qui e posso considerare, nonostante questo sia ancora un taglio, che però è protetto, questo gruppo unito a questo. Ecco che vedete che comincia a creare una morsa, no? Qui c'è influenza che viene giù, qui c'è influenza che viene su, e il mio disegno originale comincia pian pianino a farsi vedere, anche se a stenti, non ve lo nego, perché ho cambiato rotta molte volte in funzione dell'idea che mi facevo mano a mano che giocavo contro il mio avversario. Qui vado avanti, lui naturalmente si vede minacciato il suo territorio e allora si blocca lì. Io lascio perdere perché a questo punto volevo cercare di isolare
questa pietra qui nel Tengen, che era la sua pietra originale di vantaggio, giocando in questa posizione. Lui gioca qui probabilmente perché non voleva che mi connettessi, per cui tutto sommato quella è una mossa che ha un senso. Io qui decido di scappare verso l'alto, perché prima o poi verso l'alto avrei intercettato la mia famiglia bianca. Questa è una bella mossa sua, perché lui qui comunque è connesso al suo gruppo forte. In questo modo qui si crea un Toraguchi, per cui una forma forte, e comincia a minacciare di penetrare sia all'interno di questo potenziale territorio sopra che all'interno di questo potenziale territorio sotto. Io a questo punto, visto che un po' di punti avevo intenzione comunque di farli qui, comincio a giocare a contatto per chiuderlo, per cercare di mantenerlo basso e fare in modo che lui non filtri sopra e che vada a derubarmi dei punti in quella zona. Lui viene avanti di qua e qui rendo evidente qual è la mia ormai strategia, nel senso che io sto bloccando. Lui viene avanti, si connette, io lascio perdere quel punto lì e decido di venire qui in alto. Lui ovviamente si salva. Ecco, qui ne nasce un'altra importante battaglia. Qui sempre vedete minaccio i due tagli, lui decide di proteggersi questo qui e io penetro naturalmente nell'altro. Come si protegge lui? Sempre con questo maledetto taglio in seconda linea, che però io ignoro. Per il momento decido di venire qui perché comunque mi sentivo un pochettino debole in questa zona. Lui, come immaginavo, si chiude ed ecco che qui tento l'ennesima invasione d'angolo in questa posizione. Anche questa invasione d'angolo avrà successo, perché laddove all'inizio pensavo esclusivamente di portarmi a casa un'invasione, durante l'invasione mi sono reso conto che avevo la possibilità di ammazzare tutto il gruppo, ma poi succede un colpo di scena. Guardate, doppio taglio in seconda riga, stessa scena di quello che era successo in questa posizione qui, vi ricordate? Lui si protegge, io vado qui, lui cattura questa pietra e io mi rinforzo qui. Lui qui viene in questa posizione, io vengo su da questa parte qui, lui cerca di prendere spazio, io vengo su, lui prende spazio e io vengo su. Ecco, lui fa questa mossa che è una mossa interessante perché crea degli anfratti, sempre vedete delle possibilità di creare degli occhi. Io vengo su per minacciare il taglio e lui se lo chiude, però se notate con tutte queste mosse io sto andando a togliere libertà. Allora qui ho dovuto fare una scelta che però mi è costata relativamente cara. State attenti,
minaccio quelle due pietre, che lui naturalmente si salva. Minaccio questa pietra, che lui naturalmente si salva. Ecco, in questa posizione cosa avreste fatto voi? Avevo due possibilità: salvarmi questo gruppo semplicemente connettendolo qui. Però una mossa del genere a lui sarebbe bastato fare, per esempio, una mossa del genere, si creava i due occhi, vedete, e faceva vivere tutto questo gruppo. Io non lo so se lui sarebbe stato così abile da riuscire a farlo, però a un certo punto ho pensato anche che insomma un po' di testa la avesse, per cui piuttosto che connettermi ho tentato questa mossa qui che vedete adesso, per vedere cosa mi rispondeva. Se lui avesse voluto salvarsi queste due pietre, io giocando in questa posizione qui gli avrei inibito la possibilità di fare due occhi, però restava sempre la possibilità che lui mi mettesse in Atari questo gruppo. Io in fondo speravo che non se ne accorgesse. E invece cosa è successo? Come è andata avanti la partita? Che lui non ha fatto nessuna di quelle mosse lì, ma ha cercato di minacciarmi con le pietre. Io ho una minaccia del genere, l'ho controminacciato mettendogli in Atari queste due, lui si è protetto e io qui ho dovuto fare una mossa che mi permettesse di creare degli occhi. Ecco, questa forma qui è una forma potenzialmente morta, perché anche qui se lui mi avesse giocato un Nakade in questa posizione avrebbe sicuramente ucciso tutto il gruppo, però decide a questo punto di prendere il bottino facile e qui mi mette in Atari quelle pietre che sono automaticamente morte, perché se anche io decido di venire giù ho sempre una libertà. A questo punto, viste morte quelle pietre lì, non ho altro da fare che minacciare l'Atari. Lui viene giù, minaccio l'Atari, lui naturalmente me le cattura tutte quante, per cui tutto sommato nero sta anche catturando un bel po' di pietre, però io qui riesco a raggiungere abbastanza bene il mio scopo, crearmi una forte influenza verso il centro. Certo che i punti nel centro adesso cominciano a essere abbastanza risicati rispetto invece a quelli che riesce a far lui in questa posizione qui. Consideriamo le pietre che mi ha catturato, i punti che ne sono scaturiti da quella posizione lì. Lì in alto ci sono queste due pietre in Atari che sono insomma delle briciole rispetto a tutto il punteggio che c'è ancora disponibile in giro per il globo. Questa pietra è in Atari e io me la devo assolutamente proteggere per fare in modo che lui, una volta catturata, cominci a venire fuori da questa parte qui. A questo punto anche lui considera che i giochi siano quasi fatti. Io vengo avanti di qua, lui qui saggiamente decide di andarsi a salvare quella pietra e io cerco invece ormai di chiudermi perlomeno tutto questo territorio qui in alto, vedete che è praticamente alla mia mercé. Quella pietra sua ormai è morta lì, lui viene avanti, chiudo così, lui viene giù, probabilmente voleva minacciarmi quel taglio lì e a me dava fastidio e infatti decido di chiudermi.
Lui scende, scendendo si connette a quella pietra con il Toraguchi, io mi sento comunque connesso, allora decido di espandermi in questa direzione qui, con un Keima, per crearmi territorio qui. Sempre a un salto di distanza da lui, perché lui qui comunque è molto forte. Lui gioca a contatto qui in alto, io lo chiudo sempre per consolidare il mio territorio, lui decide di andare su e così anch'io. Eccoci qua. E anche qui lui si chiude perché si sente appagato, secondo me, si è sentito appagato nell'avermi isolato quella pietra lì, senza rendersi conto che in realtà qui c'era la possibilità di entrare e di chiudermi questo territorio qui potenziale. Questa mossa qui è sempre una mossa di pip, cioè per vedere cosa lui decide di fare. Qui decido di scendere e lui si chiude. Giocatore molto solido. Ecco, state attenti, questa è molto bella perché in realtà io adesso gioco qui perché una mossa ogni tanto, quando avevo il Sente, era dedicata alla chiusura del territorio mio, in modo che lui non filtrasse per togliermi punti. Però nonostante io avessi fatto una mossa di questo tipo, che era chiaramente una mossa che era atta a non farlo penetrare dentro, lui comunque si sente minacciato e gioca un'altra mossa Goté, cioè una mossa di chiusura quando era superfluo, e perché anche se io nel futuro della partita avessi voluto penetrare quella parte, lui si poteva comodamente chiudere da questa parte qui, tant'è che lui appunto decide di chiudersi. Anche qui, a questo punto, io cerco di fare il tutto e per tutto per fare in modo che lui perda punti quanto più possibile. Allora faccio questa mossa che in sé è una mossa un po' balorda, nel senso che non porta a niente, nel senso che io non sto minacciando quel taglio lì, perché quel taglio lì è protetto in quanto Toraguchi. Però lui si sente sempre minacciato e decide di giocare lì. Cosa succede? Che giocando lì nel suo territorio si toglie un punto e un po' alla volta questi punti suoi vengono scalfiti. Io vengo su di qua. Cosa fa lui? Invece di tentare di penetrare dentro, perché ormai è evidente che io qui sto facendo dei punti, invece di tentare di venire dentro per farmi togliere i punti, gioco da questa parte. Io mi proteggo quel taglio così, lui viene qui, io metto in Atari la sua pietra e lui si protegge. Mi chiudo, lui prosegue di qua, chiudo il mio territorio e lui gioca lì. Ecco la 200ª mossa. Come siamo messi a punteggio? Vedete che adesso il punteggio comincia a essere in una situazione un po' più determinata. Qui c'è una stima che mi sta praticamente dicendo che il nero è in vantaggio di pochi punti. Io devo cercare in qualche modo un sistema per poter scalfire questi pochi punti. Allora andiamo avanti
questa volta fino alla mossa 234. Io qui comunque devo assicurarmi la sopravvivenza, a questo punto non posso più tergiversare. Lui mi segue, gioca lì, io giocando qui lo costringo a connettersi e contemporaneamente mi sono fatto l'occhio, 1, 2 occhi, questo gruppo è vivo e non ci pensiamo più. Approfitto di questa sua mossa Gotè, che era una mossa di difesa, per andarmi a chiudere lì. Lui viene avanti ed io mi chiudo. Ecco, qui lui decide di giocare questa mossa per salvarsi con le 2 pietre. Reputa che sia arrivato il momento di fare questa scelta. E tutto sommato a questo punto della partita non ha neanche torto, nel senso che ormai stiamo chiudendo tutto quanto. Io decido di venire su di là, lui fa quella mossa che io contrasto, ma è una mossa Gotè perché lui si difende, per cui adesso ho il sente io. Allora io mi chiudo qui. Vi chiedo scusa, in realtà lui questa mossa prima non la giocò lì, ma l'ha giocata lì, ed ecco anche il perché si è protetto, scusatemi, cambia poco. Lui viene avanti qui, questa è una mossa che tutto sommato ha senso perché vuole togliermi dei punti, io mi proteggo e lui si difende. Altra mossa Gotè. Approfitto di questa mossa Gotè per fare questa mossa qui, per vedere se lui mi fa sempre una giocata strana, che in effetti mi fa. Cosa fa lui? Lui ha un doppio taglio, però lui qui dentro è fortissimo, non ha nessuna preoccupazione, secondo me, di venire catturato. Allora io ho detto, vediamo se giocando qui prende paura e si protegge lì, e lui fa esattamente quella mossa lì, per cui sono riuscito a togliergli fargli togliere un altro punto, con la forza della psicologia, vedete? In realtà questa mossa è inutile, perché se anche in un futuro io avessi voluto giocare una mossa per tagliarlo, 1, 2, 3, cattura tutto. Lui invece ha fatto così. A questo punto questa qui è una mossa che mi porta 2 vantaggi, toglie un punto a lui ed è una mossa Gotè. Allora la mossa Gotè, faccio anch'io una mossa Gotè ma che mi porta un vantaggio maggiore, lo chiudo e mi preservo il mio territorio. Ormai questo, come potete notare, è tutto territorio mio, non c'è ombra di dubbio. Magari giocando lì giocavo una pietra dentro, però non è stato così, insomma, così sventato. Lui gioca in quel punto, io gioco qui, avrei anche potuto fare a meno di giocare lì. Perché? Perché se lui poi fosse venuto qui, io potevo salvarmi quella pietra giocando lì, però giocando qui io riesco a fare un altro punticino in quel punto lì. Eccolo qui. Lui allora a questo punto decide di riprovarci, io lo metto in Atari, lui si protegge e io qui devo a questo punto ottenere la forma viva.
Anche questo gruppo è vivo, come questo, e non ci pensiamo più. Vediamo insieme, sarebbe stato in grado di uccidermi quel gruppo? Proviamo a fare un salto a ritroso. Per cui la situazione era questa: se lui avesse giocato la sua mossa in quel punto lì, a questo punto io non avrei potuto giocare qui, perché questo sarebbe stato un falso occhio, vedete? Perché se lui mi giocava qui io ero costretto a difendermi, per cui io lì non l'avrei mai giocata. Se io avessi giocato anche in questa posizione qui, a questo punto qui dentro c'è la famosa forma morta, quella a forma di T, ricordate, e il punto vitale è preso da lui. Per cui semplicemente con questo non accade, lui mi avrebbe ucciso la forma. Lui invece decide di non comportarsi in questo modo e abbiamo visto che la sequenza è questa qui, si protegge, io gioco lì e il gruppo è vivo. Questo giocatore ha fatto pochissimi Tsumego, vi consiglio di farne tantissimi. Gli Tsumego sono quei problemi di vita o di morte dove ci sono tutte situazioni d'angolo e dove bisogna cercare di vivere o di uccidere l'avversario andando a prendersi i punti fondamentali. Cercate su Google Tsumego oppure guardate su Sensei Libraries, vedete i link qui sotto. È molto interessante fare gli Tsumego perché aiuta a fare l'occhio, non l'occhio del Go, ma aiuta diciamo, a capire quali sono le situazioni critiche. Premesso che questo gruppo qui nell'angolo continua a essere molto vulnerabile, perché anche qui non vi faccio tutta la sequenza, ma con una cade in questa posizione qui, questo gruppo viene ucciso. Come prosegue? Prosegue che lui viene qui. Allora, quella è una mossa Gotè che non ha nessun senso, io approfitto sempre delle sue mosse Gotè per andarmi a chiudere tutte le mie vulnerabilità. Qui fa una mossa inutile che mi regala un punto. Gioca lì, si toglie un punto. Questo non era un problema, perché questo qui abbiamo detto che è un bamboo joint, per cui se anche io in un futuro avessi giocato lì, questo gruppo è sempre vivo, perché giocando lì e togliendogli una libertà, lui si connette eppure mi cattura una pietra. E invece lui decide di farmi questo regalo. Io a questo punto devo cercare di trovare sempre dei trucchi mentali per fargli togliere ancora dei punti. Perché gioco lì per vedere sempre come decide di rispondermi. Lui viene in questa posizione qui, anche se era perfettamente inutile che lui giocasse dentro, anzi questa mossa mia è stata molto rischiosa, perché se lui fosse stato furbo, qui ormai lui era vivo e io non avrei mai potuto fare un gruppo vivo, per cui a una mossa del genere lui poteva tranquillamente fare un tenuki, ovvero giocare da un'altra parte, e io gli avrei regalato un punto, ovvero la pietra morta che restava dentro il suo territorio. Lui invece comunque decide di rispondermi, perché qual era il mio intento? Volevo vedere se facendo questa mossa qui lui si sentisse ancora minacciato, però evidentemente qui minacciato non si sentiva e decide di fare questa mossa qui. Questa mossa qui è una mossa Gotè che non ha nessun senso, ma è la chiusura di un damè, ovvero di territorio che non è né mio né suo. La chiusura di damè, tutto sommato, a fine partita è una buona pratica, perché permette di vedere se ci sono casi critici. Benissimo, siamo arrivati al punto decisivo. La mossa, questa qui è la mossa 232. A questo punto della partita
se noi proviamo a fare una stima dei punti, vediamo che il nero sta vincendo di 2,5 punti. Signori, il nostro amico col colore nero sta vincendo. Io a questo punto rischio il tutto e per tutto, non ho più nulla da perdere. La mia partita l'ho fatta con i miei errori, lui ha fatto i suoi. 9 pietre di vantaggio, ripeto, sono tantissime, però a questo punto sento che ce la posso fare, che posso sfruttare questa sua vulnerabilità dovuta all'inesperienza. Premessa, e lo ripeto, che questo gruppo qui, in questa situazione, è potenzialmente morto. A me non costa niente tenerlo lì. Tanto sto già perdendo, se lui anche mi giocasse il Nakade lì e me lo uccidesse, non farebbe altro che confermare la sua vittoria. E allora a questo punto della partita decido di andare avanti con un'invasione. E l'invasione mia, ed è l'ennesimo angolo che cerco di invadergli. Comincio a invadere lì. Vediamo, questa cosa è decisiva. La mia intenzione quindi era, conscio che un attacco e un'invasione in quella posizione è un suicidio anche contro il più sprovveduto degli avversari, era comunque tentare di riuscire a tenermi un gruppo vivo e quindi finire tutti quei punti lì di nero, oppure riuscire ad ottenere un secchi. Se ricordate cosa sono i secchi, sono quelle situazioni in cui in quelle situazioni di stallo in cui i due gruppi si tengono in ostaggio l'uno con l'altro. Di conseguenza, se muove bianco cattura nero, se muove nero cattura bianco. Di conseguenza, alla fine della partita si concorda che un secchi, nessuno prende i punti. In questo caso qui riuscire a non far prendere questi punti a nero sarebbe costato appunto a nero tutta la partita, perché sarebbero stati tantissimi punti in meno e io avrei vinto. Per cui o il secchi o gruppo vivo. Adesso vi mostrerò tutta la sequenza senza commentare, perché è una fase abbastanza concitata della situazione, e poi ci fermiamo alla fine della sequenza dove comparirà un Co, e questo Co sarà quello che poi decide la partita. Abbiamo visto quindi il vantaggio è sempre di 2,5 punti. Io ho tentato l'invasione e Nero mi ha già risposto lì. Vediamo la sequenza quindi come continua. Ecco che qui Nero, invece di difendersi, ha finalmente capito che deve giocare in quel punto lì. Io approfitto di questi piccoli vantaggi per crearmi spazio. Se Nero giocava lì, io catturavo tutto il gruppo. Se Nero abbastanza saggiamente viene su di qua. Ecco il Co comincia. Eccoci qua. Nero ottiene questo Co, mi mette in attacco questo gruppo. Se io vincessi questo Co avrei la possibilità, seppur remota, di creare il famoso secchi. Essendo un Co devo trovare una minaccia. Qual è la migliore minaccia che trovo? Beh, la individuo in queste due pietre, vedete?
giocando la mia pietra qui, metto in attari queste due pietre. Cosa mi combina nero adesso? Come ci dicemmo all'inizio, nelle lezioni, quelle di base, le prime lezioni, ci siamo detti che è vero che ogni qualvolta che io gioco una pietra nel territorio dell'avversario gli sto regalando praticamente un punto, perché se quella pietra poi non vive resterà un punto di catturato in più a vantaggio dell'avversario. Però abbiamo anche detto che finché giochiamo e lui ci risponde, il delta, il gap rimane sempre costante, perché una pietra gliela regalo io, una la gioca lui per controbilanciare la mia giocata, di conseguenza 1 meno 1 resta 0. Cosa succede però? Che lui, probabilmente anche qui per inesperienza o per avidità, lui si vede comunque qui un gruppo di 4 pietre catturabile, senza rendersi conto che in realtà se lui non mi risponde questo gruppo mio ormai è morto e lui senza fare troppe mosse riuscirebbe comunque ad uccidermelo del tutto. Viceversa, questa condizione qui è importantissima. Lui qui avrebbe dovuto salvarsi con le due pietre. Io lì non avrei potuto fare granché. A questo punto lui però decide di catturare queste 4 pietre. Cosa succede però? Che queste 4 pietre che lui cattura in realtà sono dei falsi punti, nel senso che quei 4 punti di pietre catturate rimanevano suoi anche se restavano nel Goban, con la differenza che lui qui ha giocato una pietra in più rispetto a quelle che ho giocato io. Di conseguenza quel gap che si era sempre mantenuto costante, una pietra la gioco io e gli regalo un punto, una pietra la gioca lui e se lo toglie, per cui il gap rimaneva costante, con questa giocata qui in realtà lui si è tolto un punto. Visto che i punti che io dovevo guadagnare erano solo 2,5, uno me l'ha dato lui, 2 li recupero qui, e 1 se lo toglie lui qui per evitare che io entri, ecco che io sono in vantaggio. A questo punto io posso finalmente far respirare questo gruppo perché sono in vantaggio di ben 4 punti. Posso togliermene uno, ma non è che me lo tolgo, nel senso che così faccio vivere questo gruppo qui definitivamente. Lui passa, io passo, la partita è finita e per questa piccola svista nero si è giocato la partita. Ecco, vedete quanti spunti di riflessione che ci sono tutti dovuti fondamentalmente ad errorini, come vi accennavo prima all'inizio. Però insomma cercate di fare tesoro di questi errori che ho fatto anch'io, ce ne sono tantissimi, ho cercato anche di spiegarveli. Cercate di fare tesoro di queste situazioni perché durante le partite se ne troveranno di tutti i colori. Imparate bene, fate gli tsumego, imparate bene in arcade come uccidere i gruppi d'angolo, cercate di far nascere in voi quello che io chiamo in gergo un po' simpatico l'istinto omicida, il killer instinct, cioè cercate di capire quando è il momento giusto di vedere un gruppo isolato che può essere ucciso o al quale potete inibire la formazione degli occhi. Non è necessario catturarlo fisicamente un gruppo, ma semplicemente far capire all'avversario che non ha la possibilità di crearsi 2 occhi. E questo è un po' il concetto fondamentale. Benissimo, allora questa era una partita in cui io ero il più forte e ho giocato contro un giocatore più debole con 9 pietre di vantaggio a suo favore. Adesso la prossima partita che vediamo è la situazione contraria. Io ero un 10° Q, il mio avversario era un 7° Q e io avevo 3 pietre di vantaggio rispetto a lui. Vediamo anche qui cosa è successo. Benissimo, allora cominciamo subito a bomba con questo secondo esempio. Qui appunto vi dicevo che io ero il più debole e avevo 3 pietre di vantaggio. Io ero ancora un 10° Q,
Il mio avversario era un settimo Q, di conseguenza il suo settimo più le 3 pietre arrivavamo al decimo ed eravamo più o meno pari. Ovviamente durante il Fuseki comincia bianco perché nero ha già le pietre di vantaggio e bianco fa la classica apertura. Io cerco di sfruttare subito il vantaggio di questa pietra d'angolo, che è bella distante dalle sue, per portarmi avanti con il territorio in questo lato qui. E lui naturalmente deve fare più o meno quello che avevo fatto io nella partita precedente, ovvero lui non può permettersi di tergiversare e deve subito andare ad attaccarmi le pietre d'angolo. Io, visto che ho avuto delle brutte esperienze con le invasioni nella posizione dell'Oshi, qui ho preferito giocare subito molto prudente e sono andato a difendermi con una mossa molto serrata, giocando nel San, che è il terzo punto, 1-2-3, 1-2-3, si riesce a deviare abbastanza l'attacco e la relativa conquista dell'angolo, per cui una mossa molto cauta, diciamo. Lui naturalmente mi attacca di qua perché il suo scopo è quello di volermi isolare col gruppo lì, al che io cerco di saltare fuori subito in questa posizione, ed è un approccio simile a quello che fa Shusaku Onimbo nelle sue partite, o meglio mi sono ispirato a Shusaku Onimbo, il quale generalmente faceva nei Fuseki sempre delle aperture in questa posizione qui, e generalmente gli attacchi ai Kakari, che sono queste mosse qui, lui tendeva a prendere di mira una pietra avversaria in modo che l'estensione avesse sia lo scopo di uscire verso il centro, ma anche quella di tenere la pietra schiacciata e controminacciarla. Lui naturalmente non è uno sprovveduto, per cui comincia ad uscire con un Keima in quella direzione. A questo punto io, essendo relativamente forte qui, contrattacco questa sua pietra in questa posizione, e lui naturalmente, sentendosi minacciato, tende a scendere. Visto che il nostro obiettivo è quello di mantenere separati quanto più possibile i gruppi, mi sento di fare una mossa del genere. Come notate, per fare un rapido confronto con quello che succedeva nella partita precedente, il nostro avversario qui, quindi bianco, sta facendo delle mosse un po' più grandi rispetto a quelle che faceva il giocatore, il mio precedente avversario. Benissimo, qui a questo punto decido di sacrificare quella pietra. Infatti lui, vedete, io ho fatto questo salto molto ampio, ok? E ho deciso di sacrificare questa pietra per dare l'illusione al mio avversario di potersi prendere questa parte di territorio. Il mio obiettivo in realtà in questa sede era quella di creare una base solida qui e controattaccare questo lato qui. Queste tecniche che ho utilizzato non le ho studiate da nessuna parte, di conseguenza ho giocato abbastanza distinto. Non so se il mio avversario settimo Q, le risposte che mi dava erano frutto di un percorso di studio. Fatto sta che erano degli esperimenti che stavo cercando di fare con un giocatore più forte di me, sfruttando un attimino quelle che erano le mie pietre di vantaggio, per cui sentendomi quindi un pochettino più sicura. Ecco che appunto anche io, vedete, minacciando di entrare, l'ho fatto chiudere. A questo punto ho fatto questa mossa che comincia a crearmi, come potete vedere, una forma di base abbastanza solida qui, eventualmente poi per far vivere tutto l'eventuale gruppo. E lui naturalmente mi divide, perché questa pietra, oltre a crearmi la base qui,
minaccia anche una connessione con quella. Lui invece decide di tagliarmi e fa benissimo. A questo punto, sentendo questo gruppo mio comunque adesso un po' più debole, perché lui comincia ad avere una forte influenza qui e queste due pietre hanno comunque un significato, cerco di ricavarmi lo spazio per gli occhi lì in angolo. Di conseguenza decido di fare questa mossa che si porta anche questa dietro due significati: mi dà spazio e minaccia per quanto poco l'ingresso per andarmi a connettere. Però lui mi dà una risposta molto sensata. Lui non va a chiudermi qui, ma va a controminacciarmi di entrare, vedete? Io a questo punto devo correre assolutamente ai ripari, non posso farmi dividere quella pietra da questa. Allora faccio questa mossa qui. Ecco che lui mi chiude, ecco il famoso taglio in seconda linea da evitare come la peste. Come proteggo quel taglio? In questo modo qui, facendomi un Toraguchi. Ecco quindi che anche lì la situazione si può mantenere, considerare consolidata, per cui lui comincia ad attaccarmi in altri lidi calcari a questa pietra d'angolo. Qui decido di portare avanti un Joseki classico e vedo che lui continua a rispondermi anche lui con il classico Joseki con l'approccio all'angolo. I Joseki dobbiamo ancora vederli con le nostre partite, non abbiamo fatto corsi di Joseki perché il Joseki è un argomento molto spinoso che conviene studiare in un capitolo a parte. Non lo tratteremo sicuramente in queste lezioni di base che ormai proseguiranno molto probabilmente con altri esempi di partite o con qualcos'altro. Non entrerà nel capitolo del maestro Kageyama che stiamo portando avanti dall'altra parte, nonostante ci sia un capitolo del libro che parla dei Joseki, o meglio come si studiano i Joseki. Magari potrebbe nascere un'altra playlist dove si studiano i Joseki, ma il Joseki in realtà non è una cosa che si impara come si imparano queste cose qui, ma è una cosa che va memorizzata, sperimentata sul Goban. Ad ogni modo, ritornando a noi, qui abbiamo portato avanti il Joseki abbastanza classico, per cui l'angolo è restato quasi tutto mio e ho creato un abbozzo di territorio Moio qui, anche lui ha avuto il suo vantaggio perché si è creato un abbozzo di territorio e di influenza verso il centro. Qui c'è ancora dello spazio libero, per cui decido di andarlo ad attaccare in questa posizione qui. Lui decide di bloccarmi a questa altezza, io proseguo avanti di qua, lui mi minaccia in questa posizione, io lo blocco e mi connetto alla mia pietra, lui prosegue, io faccio un Tobikomi di un salto unico, lui fa una Hane e cerca quindi di avvolgere il mio gruppo lì e io cerco di mantenere sempre la testa fuori dall'acqua per potermi dare la possibilità di uscire verso il centro con quel gruppo. Lui naturalmente non me lo vuole permettere e comincia una piccola battaglia serrata in questo punto. Lui scende, è molto agguerrito questo mio avversario, questo è un pip, mi vuole dividere e io mi chiudo, mi salta fuori di uno, io lo divido. Qui secondo me ha fatto un errore perché con quella mossa lì è la mia risposta. In questo modo qui lui è costretto a proteggersi queste tre pietre. Infatti lui aveva varie possibilità, decide di giocare qui. Se lui non si proteggeva
supponiamo che lui avesse fatto un tenuki, per esempio, fosse venuto ad esempio qui per consolidarsi, io catturavo queste 3 pietre, vedete, perché se anche lui giocava lì, io poi le catturavo tutte quante. Qui stiamo parlando di un avversario che è comunque un settimo Q, per cui il mestiere lo conosce e fa mosse più che sensate. Questa pietra qui poverina è da sola e decido di uscire in questo modo. Ecco che però adesso fa esattamente quello di cui parlavo prima. Si estende e si espande in questa posizione. Allora io decido di controespandermi da questa parte. Ecco, questa forma d'angolo, una volta che è fatta, è molto ma molto pericolosa. Perché? Perché qualora venisse chiusa senza un'adeguata invasione, all'interno di quest'angolo si totalizzano molti punti, molti punti. Ne abbiamo 8 qui nell'angolo, più altri 4 indicativamente, per cui 16 punti solo con un angolo sono un bel punteggio. E consideriamo tutta questa parte qui che potenzialmente, se unita a questo mio gruppo qui laterale, formerebbe una bella porzione di territorio e molta influenza verso il centro. Lui se ne accorge e allora comincia a minacciarmi alla chetichella il gruppo e anche l'ingresso. Io allora qui decido, visto che lui gioca alto, avevo 2 scelte: o giocare sopra per tenerlo schiacciato e cercare di mantenere la mia muraglia in modo da avere l'influenza verso il centro, oppure tenermi consolidato tutto il territorio in basso. Qui ho optato per la seconda ipotesi, per cui ho giocato in questa posizione. Lui mi attacca quella pietra, io la connetto in questa maniera qui, facendomi il Toraguchi famoso e indebolendo per quanto poco questa pietra qui. Lui decide di esporre quindi la sua tattica. Lui vuole conquistare questa parte e me lo comunica mettendomi in Atari questa pietra qui, perché io non posso permettermi di perdere quella pietra per non perdere forza in questo gruppo. Di conseguenza la mia ovvia risposta è stata la connessione. Ecco che lui a questo punto, avendo questa pietra debole e tutte queste pietre sconnesse, almeno quella decide di salvarsela. Io gli minaccio il famoso taglio in seconda riga, al quale però lui rinuncia e fa un tenuki portandosi in questa posizione qui. A questo punto io, con questo gruppo che ha una forma un po' balorda, perché non ha una forma leggera e dinamica, vedete, comincio a fare il salto di 1 per andare verso il centro. Lui mi segue a ruota in questa posizione. Io salto sempre verso il centro, però facendo un keima, per cui non vado su dritto, ma cerco di spostarmi, di spostare la mia influenza verso il centro del Goban. Altro tenuki. La battaglia si sposta da un'altra parte del Goban. Lui qui decide di minacciare in questo modo. Probabilmente lui voleva intimidirmi perché mi voleva dire occhio che voglio entrare, ed in più si crea anche un bamboo joint, per cui una forma solida per connettere queste pietre. Io invece decido di ignorarla e vengo via da questa parte qui. Vedete come nella partita precedente, anche qui sto cercando di portare avanti una politica che mi permetta di creare una muraglia per avere dell'influenza nel centro. Questa influenza poi mi sarà utile per aiutare le pietre solitarie giocate lontane, ma anche per creare una muraglia che mi circonda del territorio in centro. Lui qui mette in atto quello che aveva pensato, ovvero di dividermi. Lui qui mi divide, si connette a questa pietra
è connesso a quelle pietre lì attraverso il bamboo joint. Questa pietra mia la si può considerare morta, per cui lui molto probabilmente in questa zona qui almeno un occhio riesce a farselo, forse addirittura due, e qui probabilmente riuscirà a farsi il secondo, per cui lui, tutto questo gruppo qui, lo si può considerare un gruppo forte e resistente. Io non mi sono preoccupato di questo qui perché con questa forma che ho sono abbastanza fiducioso di riuscire ad ottenere due piccoli occhi d'angolo e quindi riuscire a tenermelo vivo. Allora qui decido di sfruttare queste tre pietre che cominciano a essere forti per fare un salto verso il basso, qui. Ok, allora lui fa un altro tenuki e viene da questa parte. Però facendo questa mossa in realtà lui mi suggerisce un'altra mossa. Quando lui fa questa mossa qui mi fa capire una cosa. Lui è come se mi stesse, almeno come l'ho interpretata io, è come se mi stesse dicendo: accidenti, qui comunque è un bel territorio, tu qui cominci a essere forte, non voglio che mi entri dentro, allora io mi chiudo. Io dico: perfetto, questo è il tuo ragionamento, però cosa succede? Che se io vengo su, ed è proprio la mossa che ho fatto, ovvero questa qui, io ti sto minacciando contemporaneamente un salto della scimmia, perché ricordate la seconda riga, lui gioca in terza riga, io ti sto minacciando un salto della scimmia sia di qua che di là. Di conseguenza, se tu ti proteggi da un lato, io ti attacco dall'altro e viceversa. Da che lato si è protetto lui, io mi aspettavo che lui si proteggesse da questa parte qui. Perché? Perché se lui si proteggeva da quella parte lì e io fossi saltato di là, avrei tolto certo punti, però avrei tolto punti partendo da questa riga qui, da questa linea qui del suo territorio. Viceversa lui si è difeso da questa parte. Difendendosi da quella parte, io il mio salto l'ho fatto di qua e qui invece parto dalla seconda linea del suo territorio, per cui gliene ho rubata una in più, gli rubo più territorio. Ecco che lui a questo punto, avendo ormai subito il salto della scimmia e avendo quindi realizzato che qui, anche se mi avesse continuato a rispondere con la famosa sequenza che abbiamo già visto, si sarebbe giocato un bel po' di punti. Allora, posto che il salto della scimmia, come ebbi modo di spiegarvi a suo tempo, una volta che è giocato è già riuscito, per cui il danno l'ha già fatto, lui ha detto: ripariamo quel danno dopo e attacchiamolo, eccolo qua, nel san san del mio bell'angolo ampio. E qui è cominciata un po' una mezza catastrofe per il sottoscritto. Adesso vi faccio vedere che errore madornale che ho fatto. È andato tutto bene, io quindi mi sono cominciato a difendere per non farlo vivere, lui viene giù, questa è la tipica invasione d'angolo, peraltro in spazi molto molto ristretti. Lui la conduce lottando con le unghie e con i denti, io gli do pan per focaccia, vedete, ecco che l'ho chiuso. Il mio scopo è uccidere quelle pietre che sono entrate o comunque non permettere a lui di fare i due occhi, perché se lui facesse i due occhi e il gruppo vivesse, tutti quei bei punti che avevo stimato di avere nel mio angolo andrebbero praticamente persi. Ecco qui, Nakade. Questo è un punto vitale. Ricordiamoci che il punto vitale dell'avversario è anche il mio punto vitale. Decido di giocare in questa posizione qui. Lui mi risponde qui
e io naturalmente metto in Atari quella pietra. Lui è costretto a chiudere e io la catturo. Prima pietra catturata. Ecco un altro aspetto che vi ho spiegato nelle primissime lezioni e che vi ribadisco ogni volta che ci vediamo. Siamo alla mossa 86 e fino ad ora è stata catturata una sola pietra. Vedete? Il fatto di catturare, ripeto, è un'azione propedeutica che deve spingere a portare il gioco in una direzione diversa. Non deve essere assolutamente il vostro scopo principale. Prima pietra catturata dopo 86 mosse. Lui viene qui. Io qui stavo gongolando perché mi ero reso conto che lui era praticamente morto. Vedete, lui gioca qui, io mi proteggo. Ecco, fermiamoci un secondo. Cosa succede? Per come è la situazione adesso, questo gruppo è morto. Perché? Perché se lui, ad esempio, avesse voluto scappare verso su, io semplicemente lo accompagnavo senza problemi, per cui lui qui non ricavava libertà né spazio, per cui da quel lato lì è un vicolo cieco. Se lui avesse cercato di mettermi in Atari questa pietra, io mi chiudevo, e se lui avesse voluto catturarmi queste tre pietre, queste quattro pietre, scusate, si formava la famosa forma morta a T. Io giocavo un accade in questa posizione e il gruppo era morto. Per cui dal mio punto di vista qui la situazione era conclusa. Ma cosa è successo? Scusate che ritorno nella posizione iniziale. Ecco qui. Lui a questo punto, anche lui si è reso conto che era successa questa cosa e sfrutto una mia debolezza che oggettivamente c'era, questo taglio, questo maledettissimo taglio qui, e lui mi taglia. E allora qui ho dovuto cominciare a fare delle congetture, nel senso, se io l'avessi messo in Atari in quella posizione lì, lui sarebbe scappato su e praticamente queste due pietre qui sarebbero state morte. Anche se avessi voluto cominciare una capturing race, giocando per esempio lì, vinceva comunque lui perché aveva delle libertà in più. Allora la mia scelta è dovuta scendere. L'unico modo per difendermi era metterlo in Atari da questa parte. Lui naturalmente si difende scappando fuori. Decido di consolidarmi subito, per cui mi unisco a quelle due pietre lì. Lui non si fa sfuggire l'occasione e vedete comincia a controattaccarmi tutte queste pietre qui, che adesso fanno abbastanza fatica perché non hanno più nessuno sbocco da quella parte lì. Di conseguenza corro un grosso rischio perché queste pietre sono quelle che mi permettono di dichiarare morto questo gruppo qui, ma sono a loro volta minacciate da lui. Allora qui ho dovuto studiare un sistema per uscire da questa brutta situazione. A questo punto ho pensato, cerco una strategia per tenermele comunque unite e trovare un varco per uscire verso il centro, guadagnare quelle libertà che mi sono sufficienti per mantenere tutto il gruppo vivo e continuare a mantenere morto il suo. Lui scende in questa posizione e qui ho fatto il mio errore. Ho giocato qui. Perché ho giocato lì? Perché
questo taglio, questo Toraguchi, mi ha fuorviato. Vi ricordate quando abbiamo parlato degli Uttegaeshi, degli snapback, ovvero di quando noi diamo per risolta una situazione perché ci sentiamo sicuri? Quello è un taglio protetto, per cui nessun problema. Ecco, lui mi ha fatto proprio cadere in questo pannello, mi ha fatto un Uttegaeshi, perché mi gioca proprio lì. Che succede? Che se io anche avessi catturato la pietra, ero in Atari e lui rigiocandola lì mi avrebbe catturato tutto il gruppo. Io mi sono accorto di questa cosa, per cui dopo essermi maledetto da solo un paio di volte, ho deciso con un po' di frustrazione di trovare un sistema per risolvere questa cosa. Metto in Atari questa pietra. Qual è stato il mio controragionamento, vinta la frustrazione del momento di aver capito che ormai queste pietre erano morte e di conseguenza questo gruppo di bianco vivendo erano morte anche queste tre, per cui una caterva di punti per il mio avversario. Ho detto non perdiamoci d'animo, ho comunque un gruppo relativamente forte di qua, se io sfrutto la spinta di questa minaccia che lui ovviamente mi ha risposto unendo e contro catturando le mie 4 pietre, attenzione che siamo alla mossa 101 e sono state catturate solo 4 pietre, sempre per il discorso di prima. Sfruttando questo slancio cerco di creare una muraglia da questa parte, perlomeno per arrivare a congiungermi e, attenzione, catturare queste pietre qui. Perché a questo punto della partita provate anche voi a fare questo piccolo esercizio di osservazione. Qui è successo quello che è successo, però attenzione, qui abbiamo un gruppo di nero con un altro gruppo di nero che comincia a espandersi verso l'alto, che comincia a chiudere tra due morse questo gruppo di bianco che ancora ha una forma poco definita. Quando si decide di prendere di mira un gruppo per poter provare ad ucciderlo, bisogna fare questa cosa con una certa circospezione, perché se si è troppo evidenti, se le nostre idee sono troppo evidenti, le esponiamo al nostro avversario che correrà ai ripari. Per cui bisogna sempre fare delle mosse, cercare di fare delle mosse non troppo evidenti. Fatto sta che lui comunque decide di andare da quella parte lì, per cui credevo che già lui in questa fase avesse capito che quel suo gruppo era in difficoltà. A questo punto decido di andare in quella posizione. Anche qui i miei sogni di gloria cominciano un po' a svanire, perché dico, accidenti, qui ha capito che è debole e sta cercando di scappare via. Decido di difendermi in questa posizione. Qui ho dei tagli, però questi tagli sono relativamente difendibili in questa fase, perché se anche lui mi avesse messo in Atari delle pietre io potevo scappare e avevo comunque delle mie pietre che mi aspettavano. Scusate, questa mossa lui l'ha fatta in questa posizione e io vengo avanti. Ecco, lui si sente sicuro. Lui a questo punto si sente sicuro perché non ha più giocato qui e mi gioca da questa parte, suggerendomi un'altra visione. A questo punto io dico, se dovesse andarmi male qui e non fossi in grado di catturare questo gruppo, ho comunque una bella muraglia che mi fa influenza, una bella muraglia che mi fa influenza di qua, un salto della scimmia che toglie punti dall'interno. Potrei tentare il tutto e per tutto eventualmente nel futuro, se non dovessi riuscire ad attaccare e uccidere questo gruppo, provare ad uccidere quel gruppo lì. Questa sua mossa me l'ha suggerito, perché per guardare quella mossa lì ho colto questa
particolarità. Io qui comunque decido di proteggermi quel taglio che può dar fastidio. Lui qui se ne fugge con quel gruppo lì, io lo tengo chiuso comunque per cercare di mantenermi quanto più possibile dello spazio qui. Lui annusa questa cosa e decide di scappare via per poter penetrare. Io qui non do a vedere nulla, cerco di bloccarlo, sono abbastanza disinvolto. Lui viene su di qua, io decido di sacrificare anche questo gruppo qui per portare avanti la mia strategia, per cui a valle di questa sua mossa, probabilmente lui qui si aspettava che io cercassi un sistema per uscire, gli faccio credere che invece voglio, diciamo, seguire il suo movimento ed evitare che mi entri dentro con questa mossa. Questo è quello che cerco di fargli credere, ma in realtà con questa mossa sto chiudendo sempre di più la morsa verso questo gruppo. Lui fa un keima per entrare di là, io come se niente fosse lo blocco per fargli credere che appunto il mio obiettivo è mantenermi in questo territorio libero per far punti, però con questa mossa chiudo sempre di più la morsa di qua. Lui scende, ma scendendo non fa altro che darmi la possibilità di fortificare la mia morsa. Vedete, il mio muro è sempre più fitto e sempre più minaccioso verso queste pietre. Lui qui fa una mossa gotè perché effettivamente, vedete, queste due pietre non sono connesse ed io qui sarei potuto entrare. Per cui lui si chiude. Ecco, a valle di questa sua mossa gotè, qui la situazione ormai è definita, i miei gruppi li sento forti, sento che posso fare qualcosa ed entra in atto il mio piano. Comincia tutta l'azione atta all'attacco di queste pietre qui. Taglio in seconda linea, lo sfrutto, comincio ad attaccarlo. Lui si difende e io naturalmente catturo questa pietra. Lui comincia a sentirsi minacciato e allora dall'interno giustamente comincia a giocare per crearsi spazio. Io qui non posso fare altrimenti e devo giocare qui. Non avevo ancora ben chiaro come sarei riuscito ad ucciderlo, però con queste mosse che lui faceva, e adesso qui ne fa un'altra interessante, vedete, mi minaccia questo taglio che io sono costretto a proteggermi, comincia usando queste mosse che hanno il doppio significato, quello di minacciarmi, anche quello di creare un contromuro per potersi creare lo spazio per vivere lì dentro. Qui cerca di uscire. A me non interessa anche se lui fosse riuscito ad uscire, perché anche se lui fosse riuscito ad uscire ero abbastanza sicuro di riuscire a controllarlo in modo che non facesse degli occhi. A mio avviso lui qui avrebbe dovuto consolidare ad esempio questa posizione per riuscire a creare lo spazio, cosa che invece sfrutto io ed entro. Ecco, lui decide quindi di non bloccarmi ma di chiudersi in questa posizione. Metto questa pietra in ottari, lui ignora e si connette. Qui non ho capito il disegno che aveva in mente. Toraguchi, sono entrato dentro di lui e lo spazio per vivere per lui è sempre più piccolo. Lui viene avanti qui, io proseguo, tanto sono connesso al mio gruppo qui, alla mia muraglia. Lui qui si chiude perché capisce che se io giocassi lì
lo metterei in Atari, lui sarebbe costretto a rispondermi, si toglierebbe lo spazio per un potenziale occhio. Però la mossa che lui fa di là, io gliela vanifico giocando di qua, per cui lui qui l'occhio non riuscirà più a farselo. E queste pietre sono in bamboo joint, per cui sono unite. Lui decide di prendere spazio qui giù, io mi proteggo, lui è costretto a difendere quel taglio e lo difende in questo modo qui, giustamente vuole crearsi dello spazio. Allora lui qui un occhio probabilmente potrebbe riuscire a farlo, e in base a che scelte farò io, qui sotto potrebbe eventualmente farne un altro. Se lui qui riuscisse a fare 2 occhi, qui c'è un bamboo joint e salverebbe anche il gruppo sopra. Allora io metto in Atari quella pietra, lui ignora l'Atari e crea questa condizione. Io catturo e si forma un Co. Vedete? Io ero già pronto a una battaglia di Co, perché chi avesse vinto questo Co inevitabilmente avrebbe deciso la vita o la morte di tutto questo gruppo bianco. Gioco il Co. Lui mi deve minacciare. Che minaccia decide di farmi? Entra qui dentro. Ecco, qual è stato il suo ragionamento? Se io gli catturo queste pietre, queste 2 pietre, tutto il suo progetto, tutto il progetto di Nero, quindi mio, di catturare, fallisce. In realtà, secondo me, ha sottovalutato la presenza di questa pietra, che è in Atari, ma soprattutto ha sottovalutato il fatto che questo suo gruppo, non ancora connesso, ha solo 2 libertà. Lui con quella mossa lì si aspettava probabilmente che io giocassi in questa posizione. A questo punto lui avrebbe potuto continuare il Co. E invece io, dopo uno studio attento della situazione, chiudo subito il Co. Mi formo peraltro un occhio in questo punto, e a questo punto il mio avversario ha abbandonato. Io ho vinto la partita io per abbandono. Perché ha abbandonato? Vi faccio un po' di esempi. Anche se lui fosse venuto avanti in questa posizione qui, io avrei messo in Atari il suo gruppo, al quale lui avrebbe dovuto rispondere in questo modo qui. A questo punto io avrei potuto tranquillamente catturare questa pietra, se lui avesse giocato o qui, si sarebbe creata la forma morta, vedete? Qui così, qui io avrei potuto giocare qui e si sarebbe formato il famoso T, quello che si è formato qui in angolino, per cui chi di T ferisce, di T perisce. Lui ha realizzato questa cosa troppo tardi e si è ritirato, ha abbandonato. La partita era oggettivamente finita, perché lui, perdendo tutte queste pietre, aveva perso una marea di punti che non sarebbe mai, probabilmente, a meno che io non avessi fatto dei grossi errori, non sarebbe mai riuscito a recuperare. C'era sempre in piedi, tra l'altro, questo è il salto della scimmia, che avrebbe potuto fare dei danni su questo territorio. Probabilmente lui avrebbe catturato quelle pietre lì, però il punteggio era oggettivamente molto sbilanciato. La stima che abbiamo fatto era che il gap era abbastanza notevole, circa una cinquantina di punti qui tra territorio e catturati. 50 punti sono tantissimi, sono tantissimi. Si è ritirato, non ho altro da dirvi. Abbiamo parlato dell'Utagaeshi e di come possa essere insidioso e di come può ribaltare il corso di una partita.
ma anche abbiamo visto come si può cercare di studiare, di capire quando è il momento di attaccare un gruppo per evitargli di vivere, e come avete potuto notare da tutte le mosse che sono state fatte, lo scopo è quello di non permettergli di fare gli occhi. Oggi è una lezione molto lunga, spero che vi sia piaciuta, grazie ancora per l'attenzione, siete veramente in tanti, ho visto che alla chetichella però un po' alla volta vi iscrivete nel mio canale, siete sempre di più, ritengo quindi che questo fenomeno sia anche sintomo che il mio lavoro è gradito e vi piace. Fatemi pubblicità se conoscete qualcuno che ama questo gioco o magari qualcuno che ritenete possa essere interessato o incuriosito, e grazie ancora per l'attenzione, iscrivetevi al mio canale e buon divertimento con il gioco del Go. Ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci a tutti.